Buongiorno a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Blister, la salute in pillole, la trasmissione realizzata in collaborazione con il Policlinico San Marco. Oggi siamo in compagnia di Gabriella Visintin, coordinatrice del reparto medicina del Policlinico. Buongiorno Gabriella. Parliamo di un tema particolare, parliamo oggi delle piaghe da decubito. Che cosa sono? Le piaghe da decubito sono una malattia che interessa i tessuti, hanno una evoluzione necrotica, interessano quindi la cute, il derma, gli strati sottocutanei e nei casi più gravi anche la muscolatura e le ossa. Sono di solito la diretta conseguenza di un'elevata e prolungata pressione proprio su questi tessuti, dovute anche a forze di stiramento, e causano uno stress meccanico con una conseguente strozzatura dei vasi sanguigni, ovviamente. Vengono classificati in rapporto al grado di danneggiamento dei tessuti che viene osservato. Sono una delle più gravi complicanze che possono colpire il paziente e di solito il paziente è un paziente che ha delle ridotte capacità motorie, quindi di solito sono pazienti allettati, sono pazienti che hanno di solito un grave deficit mentale, pazienti che sono sotto terapia sedativa, sotto terapia farmacologica, che li sedano, pazienti che sono affetti da malattie neurologiche, oppure anche pazienti che hanno subito dei traumi tipo fratture, eccetera. Sono presenti nei pazienti anziani ricoverati, e qui facciamo una panoramica anche per sapere dov'è la maggiore incidenza o prevalenza di queste lesioni del decubito. Le lesioni del decubito sono una malattia democratica, ovvero, spiace dirlo, però è un patrimonio di tutti i reparti quindi dei ricoveri ospedalieri, generalmente nei reparti di medicina, geriatria, dove c'è una più alta concentrazione di persone anziane. Colpiscono generalmente gli ultra settantenni, ma la prevalenza maggiore, proprio per la difficoltà motoria che hanno questi pazienti, succede nelle rianimazioni, quindi nelle rianimazioni ci sono dei elevati picchi di lesione del decubito o delle neurochirurgie. Come si fa allora a prevenire questo tipo di problema? La prevenzione della lesione del decubito è una sfida continua. La cosa più importante è valutare i fattori di rischio. I fattori di rischio devono essere valutati al momento del ricovero del paziente attraverso degli indici o delle scale validate, riconosciute a livello internazionale, i quali tengano conto appunto della mobilità del paziente, del grado di nutrizione del paziente, del grado di umidità cutanea che il paziente presenta, e deve appunto tener conto anche della possibilità di utilizzo di ausili per prevenire appunto questa immobilità che è la causa principale delle lesioni del decubito. E in particolare qui al Policlinico quali sono gli accorgimenti che adottate? Sì, noi al Policlinico ci siamo dotati, ma da tanti anni ormai, di alcuni presidi che sono ovviamente i letti ad altezza variabile, che sono un aiuto per il paziente per evitare appunto che faccia dei movimenti troppo bruschi, ci siano troppi dislivelli, per esempio tra il letto e la barella, tra il letto e la carrozzina, ma sono anche un aiuto per gli operatori sanitari che devono appunto tutelarsi per quanto riguarda anche poi le malattie professionali dovute eventualmente a fatica, a stiramento, a affaticamento nella mobilizzazione dei pazienti. Poi abbiamo degli archetti che vengono posti ai piedi del letto per evitare una pressione a livello dei piedi, per evitare anche l'equinazione del piede. Abbiamo poi dei materassi ad aria a pressione alternata, antidecubito, che favoriscono appunto una distribuzione della pressione lungo i segmenti corporei durante appunto l'allettamento. Abbiamo poi il trapezio che viene posto sempre sul letto del paziente e lo aiuta in quella che è la mobilizzazione residua del paziente, in modo che faccia dei piccoli spostamenti. Le spondine di contenimento, che sono di contenimento ma servono soprattutto al paziente allettato per fare quei movimenti aggrappandosi a queste spondine che possono aiutarlo. Abbiamo il sollevatore è un altro degli strumenti che permette lo spostamento di un paziente tra il letto e la barella, pazienti a volte che sono obesi, pazienti che sono
infortunati per vari motivi, hanno delle fratture eccetera, per cui il toccarli, il muoverli a livello manuale comporterebbe dei dolori, per cui con il sollevatore si sposta il paziente tra il letto, la barella e la carrozzina, eccetera. Il nostro policlinico punta moltissimo sulla formazione degli operatori, punta moltissimo sulla formazione degli infermieri che sono i responsabili dell'assistenza generale del paziente. Sono responsabili nell'individuare quali sono i rischi, responsabili nella pianificazione dell'assistenza, responsabili poi nell'utilizzo di questi presidi. Si fanno aiutare ovviamente anche da altri operatori, sono gli operatori sociosanitari, che nella nostra struttura sono in gran numero, sono anche molto preparati. Noi facciamo dei corsi di formazione proprio per conoscere dei protocolli, delle procedure e quindi puntiamo moltissimo sulla formazione. Certamente, grazie allora a Gabriella Visintin per tutte le informazioni che ci ha dato oggi, la ritroveremo naturalmente in una delle prossime puntate di Blister. Anche per oggi è tutto, grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito.